Condanna a 16 anni per il rumeno che 2 anni fa sgozzò nella sua abitazione a Marghera il 79enne Alberico Cannizzaro, la vedova del pensionato troppo pochi per chi mi ha tolto tutto. Delitto di Cison, l'avvocato del presunto assassino Sergio Papa ribadisce non è un killer, ora è molto provato e la sua famiglia vive nell'angoscia, il legale chiederà la revoca della misura cautelare. Terremoto a Cittadella, si dimette l'assessore al commercio indagato dalla finanza per tentata concussione, avrebbe fatto avance a 2 commercianti in cambio di favori e permessi. I cittadini di Vigonza sul piede di guerra contro l'accampamento dei nomadi e di fronte all'inerzia del comune sono pronti ad autotassarsi per finanziare lo sgombero. Torna a far parlare di sé il parroco di Rustega di Campo San Piero, Don Marco Statolon. Nell'ultimo bollettino parrocchiale invita i fedeli a perseguitare con il telefonino i nuovi parlamentari. La scomparsa di Ivano Beggio venerdì, funerali ad Asolo dove abitava, continuano i messaggi di cordoglio per il patron dell'Aprilia, ricordo del cugino, nonostante il successo era rimasto uno di noi. Da oggi inizia l'impegno di Antena 3 fianco a fianco del comune di Castelfranco per salvare le mura cittadine dal rischio crollo, un patrimonio storico da salvaguardare. Anche il Veneto ricorda il grande astrofisico Hawking scomparso oggi nel 2006 al Bo, una Lectio Magistralis che incantò tutti. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari, dunque questi i titoli di questa sera. La cronaca in primo piano, parla la vedova di Alberico Cannizzaro ucciso a Marghera nel 2015, troppo lieve, sostiene la pena per il suo assassino. Sentiamo. 16 anni di prigione per aver sgozzato il 79enne Alberico Cannizzaro nella sua casa di Marghera il 2 luglio del 2015. La sentenza di condanna per il 22enne romeno Marcel Mustata è stata pronunciata nelle scorse ore nell'aula bunker di Mestre. L'assassino, attualmente in carcere in Romania dove sta scontando 9 anni per violenza sessuale e sequestro di persona, ha potuto beneficiare dello sconto di 1/3 della pena garantito dal rito abbreviato. Guardi, sono mamma di 2 sacerdoti, non dovrei neanche dirlo. Io lo metterei dentro la vita, anche perché ne ha fatte già delle altre. Viene fuori ancora giovane e poi sappiamo se rimane quante altre indulgenze gli daranno. Non provo alcun desiderio di vendetta, sospira la vedova Bruna Vergotti. Non ce l'ho con questa persona, ma credo sia un pericolo per il prossimo. Anche se deve essere la pena di morte, a me non interessa niente perché a me mio marito non ritorna. Il meglio è che non lo lasciano libero perché quello farebbe ancora malanni. C'ha una faccia d'angelo in fotografia e ha fatto quel che ha fatto e ne ha fatte tante, non solo questa. Il PM aveva chiesto una pena più severa, 30 anni, considerata la violenza con cui il giovane aveva accoltellato alla gola un anziano con ridotte capacità di difendersi. La moglie e i figli di Cannizzaro, entrambi sacerdoti a Carpenedo, avevano rinunciato a costituirsi parte civile nel processo. Ma io non c'è niente con lui, io ce l'ho con la giustizia, perché a me non hanno dato neanche il conforto, niente. Mio marito mi ha lasciato 600 euro di pensione perché era artigiano. Cosa ha dato a me di tutto quello che mi hanno portato via? Niente. Al processo è stato detto che l'assassino aveva portato via solo qualche ninnolo di scarso valore, ricorda Bruna con amarezza, ma per noi erano cose importanti, tutto quello che io e mio marito eravamo riusciti a comprare in una vita di lavoro. Anello di fidanzamento, la fede matrimoniale, l'orologio d'oro alto, braccialetti, collane che c'era dentro dopo 60 anni di matrimonio, non qualcosina. Tanta roba mi hanno portato via, poi la seconda volta sono venuti a prendersi quello che era rimasto dentro la scatola. Lo scorso dicembre la casa è stata nuovamente visitata dai ladri che si sono portati via il poco che l'assassino aveva lasciato. Alla vedova resta solo una medaglietta con l'effigie del marito, da cui non si separa mai. Eravamo venuti dal Lido a Marghera perché a lui piaceva stare qui, ricorda. Io invece non ho mai amato la terraferma, ma ora se lasciassi questa casa mi sembrerebbe di tradire la sua memoria. Certo, oggi mi hanno rinnovato tutto quanto, come se non fosse passato neanche quasi 3 anni, perché noi lavoravamo sempre assieme, eravamo sempre assieme. Ed ora invece parliamo di un altro delitto, quello di Cison di Valmarino, dal carcere Sergio Papa continua a professarsi innocente. I familiari sono increduli, temono che per il suo passato si sia trasformato in un capro espiatorio. Sentiamo.
Da un lato gli inquirenti che definiscono gli indizi consistenti e convergenti, dall'altro l'accusato Sergio Papa che, chiuso in carcere a Santabona, continua a professarsi innocente e racconta che la notte tra il diverbio con i coniugi Nicolasi e il duplice omicidio l'ha trascorsa dormendo dalla nonna, come faceva spesso per farle compagnia. La convalida del fermo pesa come un macigno. Papa è disorientato, preoccupato. Ci siamo visti, abbiamo discusso di quella che è stata l'udienza e del provvedimento del giudice. Ovviamente il mio assistito è stato molto sorpreso della decisione perché riteneva di aver chiarito la propria posizione e i suoi spostamenti in quei giorni. Ovviamente affranto. Trascorre le giornate in cella con altri detenuti. Sergio Papa, unica richiesta, le sigarette. La sua angoscia è anche quella della sua famiglia, gente semplice, alle prese con una cosa più grande di loro, incredula che Sergio possa aver commesso un delitto tanto efferato, nel suo passato reati di tutt'altra gravità. Il timore di chi gli è vicino è che possa essersi trasformato in un capro espiatorio. Ho visto i genitori ieri, abbiamo discusso della situazione, ovviamente loro non si capacitano di quello che è successo e di quelle che sono le accuse rivolte al loro figlio. Gli inquirenti sono convinti di aver messo dei punti fermi in questa vicenda che potrebbero essere supportati anche dall'esito dei rilievi del RIS e dagli esami sui corpi delle vittime. Ho preso visione di tutto il fascicolo del giudice per le indagini e anche quello del pubblico ministero. Adesso mi prenderò qualche giorno per analizzare tutti i documenti e stiamo valutando se presentare ricorso per il riesame al Tribunale di Venezia. Terremoto a Cittadella, l'assessore al commercio è indagato per concussione. Filippo De Rossi, assessore al commercio di Cittadella, è stato iscritto al registro degli indagati della Procura di Padova per tentata concussione. La Guardia di Finanza di Cittadella gli ha notificato un avviso di garanzia e l'invito a comparire davanti al pubblico ministero Sergio Dini. L'esponente della giunta guidata da Luca Zambona avrebbe chiesto favori sessuali in cambio di una regolarizzazione della posizione di una commerciante ambulante di dolciumi e della titolare di un bar che aveva chiesto il permesso per posizionare un banchetto fuori dal suo locale. Le avanze sarebbero state avanzate nell'autunno e nel Natale del 2016. Secondo le Fiamme Gialle sarebbe stata paventata anche la presenza di irregolarità in realtà inesistenti. Dopo aver respinto le avance, le domande delle due commercianti sarebbero state respinte. Una vicenda per la quale le opposizioni in Consiglio Comunale chiedono chiarezza. Sulla verità o meno dei fatti dobbiamo attendere che la giustizia faccia il suo corso. Dal punto di vista politico noi riteniamo che in questo momento sarebbe opportuno che l'assessore De Rossi si dimettesse, perché dubitiamo che a fronte di una tale situazione possa avere la serenità richiesta per dirigere il suo assessorato. Ed è proprio notizia di questi minuti che l'assessore Filippo De Rossi ha presentato le dimissioni. A comunicarlo il sindaco Luca Pierobon. L'assessore mi ha comunicato dell'indagine ieri sera, ha detto Pierobon. Oggi l'assessore ha presentato una lettera di dimissioni dove ribadisce l'estraneità dei fatti e ringrazia l'amministrazione per il lavoro svolto assieme in questo anno e mezzo. Conclude il sindaco, l'assessore ha lavorato bene, ha seguito i referati in maniera precisa. Abbiamo piena fiducia nella magistratura e che la cosa si risolva nel minor tempo possibile. Ed ancora a cronaca, un siciliano di 49 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza perché si sarebbe fatto consegnare con un inganno la pensione da una coppia di disabili di Grignano. L'uomo è stato messo agli arresti domiciliari, indagato per circonvenzione di incapace. Le vittime, 58 e 67 anni, sono seguiti dai servizi sociali. Il primo episodio, accertato dalle Fiamme Gialle, è avvenuto ai primi di febbraio, quando l'indagato era stato sorpreso a Grignano appena dopo aver circuito la coppia dalla quale si era fatto dare l'intera pensione ritirata alle poste. Il 49enne era stato denunciato, la somma recuperata un mese dopo ci ha riprovato facendosi consegnare la somma rimanente dopo che la coppia aveva provveduto a saldare le bollette ed effettuare l'acquisto dei farmaci di cui avevano bisogno. Complessivamente la Finanza ha sequestrato 1.695 euro che verranno restituiti ai legittimi proprietari. E dove invece andiamo a Vigonza, dove le opposizioni denunciano l'immobilismo del comune verso gli accampamenti abusivi sorti sul Brento, lanciando una singolare iniziativa. Sentiamo quale.
Io ho decine e decine di richieste da parte dei cittadini che dicono: ma perché solo €1? Io voglio donare 100, voglio donare 200, voglio donare €300, l'importante è che si facciano queste cose. €1 a testa chiesto ai propri concittadini per finanziare lo sgombero dell'accampamento abusivo lungo le rive del Brenta a Vigonza. La singolare iniziativa dei consiglieri di minoranza si è spinta anche ad indire una giornata della donazione collettiva, mercoledì 21 marzo, con appuntamento davanti alla tesoreria comunale a Perarolo. Se ci dicono che mancano i soldi in cassa, il ragionamento ci pensiamo noi. Chiediamo che i cittadini ci mettano €1, lo depositano in tesoreria e è una donazione vincolata. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu vai in tesoreria e dici: io vorrei donare €1 per fare pulizia e sgomberi nelle località in cui c'è il degrado a Vigonza. Davanti ad una situazione definita già disastrosa, le opposizioni sostengono che l'amministrazione comunale non fornisce risposte adeguate e la situazione sta peggiorando. Ci sono nelle fasce del Brenta degli accampamenti che si sono strutturati anche con una cucina, ci manca solo che si portino il salotto, dopodiché abbiamo fatto il mini appartamento. Non è possibile, bisogna agire da questo punto di vista. Una piccola frazione in rivolta per l'arrivo dei migranti accade a Veternigo di Santa Maria di Sala, dove i residenti si dicono pronti a bloccare il traffico. Sentiamo. Perché siete preoccupati? Perché arrivano i migranti? Perché fa sempre danni. Dove chi sei, fa danni. Ma devono ancora arrivare e già vi preoccupate? Come... quando chi sei arrivare è troppo tardi. 4.000 anime in subbuglio per l'arrivo dei migranti. Ancora non ci sono, ma nell'attesa i residenti stanno già pensando di organizzare delle barricate. È vero che volete bloccare il traffico mettendo i tir, i camion di traverso? Se è possibile, certamente. Accade a Veternigo, la più popolosa delle 6 frazioni del comune di Santa Maria di Sala. I 25 migranti sfrattati da 2 settimane dalla località Tre Ponti si sposteranno 300 metri più in là. Di fatto niente è cambiato sotto il sole, in realtà ora i richiedenti asilo sarebbero proprio nel cuore del paese. È gente che di sicuro non viene qui per integrarsi, per stare bene con noi, sicuramente sporco. Degrado nella via e sicuramente sicuramente rovineranno il benestare della via. E noi abbiamo le ragazze qui che vanno su e giù a scuola. Se fossero vostre figlie, cosa pensereste? La cooperativa sociale che si occupa della gestione dei profughi, la CSSA di Spinea, ha comprato per oltre 500.000 € questa mega villa con un bel parco verde e che affaccia lungo la centrale via Desman. Poi ce li smaltiscono un po' dappertutto, cominciano anche sui paesetti piccoli e naturalmente noi non siamo abituati, abbiamo tantissima paura. Struttura già sede anche di un piccolo laboratorio manifatturiero e che, stando a precedenti progetti, avrebbe dovuto avere una diversa destinazione. Un asilo, e dovrebbero fare anche per gli anziani. Ai miei tempi si cantava: di che colore è la pelle di Dio, di che colore è la pelle di Dio. Don Marco, parroco di Rustega, ha scritto un bollettino in cui invita i fedeli a vigilare sui parlamentari eletti alle ultime elezioni. Sentite che cosa ha detto. Quante bugie in campagna elettorale alle ultime elezioni politiche. Ora in Quaresima ci si può anche chiedere scusa pur di fare il governo. Perseguitiamo con il telefonino i deputati che abbiamo eletto, pretendiamo i cambiamenti che risultano indispensabili, non chiediamo favori ma i diritti di tutti. Chi è pagato come un parlamentare va anche importunato, di qualunque bandiera sia. Non è l'inventiva di un cittadino su internet e nemmeno l'editoriale di qualche giornalista antisistema, ma uno stralcio dell'ultimo bollettino pastorale del parroco di Rustega, Don Marco Scatolon. Essere votati non vuol dire diritto di indebitare l'Italia, ammonisce Don Marco. Il gatto e la volpe hanno fatto credere che le 5 monete d'oro piantate nel terreno giusto avrebbero fruttato una montagna di altre monete. Frutteranno solo illusioni e problemi. La terza vita dell'ex boss della Mala del Brenta, Felice Maniero, raccontata in un'intervista ai quotidiani Finegil. Tra i veneziani sono in molti a pensare che il leggendario criminale non abbia pagato abbastanza duramente per le sue colpe. Si lamenta delle tasse troppo alte come qualsiasi imprenditore onesto, se la prende coi giornalisti che lo hanno trattato ingiustamente, chiede di essere lasciato in pace.
Felice Maniero parla della sua nuova vita nell'intervista rilasciata in esclusiva alle testate del gruppo Finegil. La sua attuale identità resta segreta, è la terza in ordine di tempo dopo quella del boss della Mala del Brenta che per 20 anni insanguinò il Veneto e quella dell'imprenditore Luca Mori, diventata di pubblico dominio dopo un'inchiesta di Report su presunte irregolarità nelle forniture di depuratori d'acqua per alcune amministrazioni pubbliche. Oggi Maniero vive ancora in Italia e continua a fare imprese in un altro settore sotto un altro nome. Avrei dovuto andarmene all'estero, confessa, sono stato un cretino a non farlo. Già nel 95 avrei potuto comprare una casa in un altro paese, non so neppure io perché sono rimasto. Ora stiamo per avviare una start-up, racconta, abbiamo brevetti e clienti importanti, non sono più un criminale ma ho paura per i miei figli, negli ultimi tempi sono usciti dal carcere tutti i più pericolosi tra i miei ex compagni di banda e so che mi cercano perché al loro posto neppure io me la sarei messa via. A non dimenticare anche molti semplici cittadini convinti che l'ex boss non abbia pagato abbastanza duramente per i suoi crimini. Siamo in Italia, che gente è premiata, cioè qua si vanta il povero, è gente di poco conto, mi penso tutto il male possibile, cioè per un personaggio del genere. Lui ha fatto delle cose malamente, però dopo si è messo un po' in carreggiata, ma era troppo tardi. Dovevano togliere dei soldi per darli a chi ha più bisogno. Per carità, non si nega a nessuno la possibilità di riprendere una vita e di riprendere soprattutto una dignità. Non è che non ha fatto niente, ha ucciso, ha fatto cose abbastanza gravi, per dire poco, abbastanza gravi. E forse la punizione non sono state adeguate, forse, non so. Non sono né un politico né un avvocato, le nostre leggi sono state fatte da gente che non era proprio pulita. Venerdì ad Asolo l'ultimo saluto al patron dell'Aprilia, Ivano Beggio, da tutti definito l'uomo dei sogni, mentre la sua annuale sta già pensando ad un evento in sua memoria. Si terranno venerdì prossimo 16 marzo i funerali di Ivano Beggio, lo storico patron dell'Aprilia, all'addio alle 11 nella chiesa di Asolo, dove viveva da tempo con la moglie Tina e il figlio Gianluca. Persona amorevole, uomo rimasto umile nonostante i grandi successi, Ivano era rimasto uno di noi, dice uno dei suoi cugini di primo grado. Accettava i consigli quando noi ci invitava diciamo, al museo di qua e di là. E ci chiedeva alcune anche per essere di mestiere, ci chiedeva alcune informazioni così. Lo omaggia anche il campione del mondo Max Biaggi, che con Ivano Beggio e l'Aprilia ha iniziato la sua brillante carriera. Con te ho condiviso i momenti più belli della mia carriera agonistica, scrive. Era l'uomo che ha sempre creduto nei suoi sogni, come racconta lui stesso in una delle sue ultime interviste. Io ho fatto altro che andare a prendere i componenti con quello che guidava il furgoncino nelle varie artigiani o aziende che facevano componentistica, li ho portati a casa e piano piano mi sono costruito il primo motorino, che era un cinquantino sportivo. Anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, lo ricorda come una persona davvero speciale. Io ho avuto modo di conoscere, di parlarci assieme, ed è stato un grande imprenditore oltretutto, oltre che uomo di cultura, conoscitore e scopritore anche, no? Un grande camminatore, perché mi raccontava delle sue avventure con Santiago di Compostela. E la sua annuale sta già pensando a un evento in sua memoria. E da qui era nato un po' così, seduti prima a pranzo e poi qui in quest'area, ecco l'idea di dire ma sarebbe bello riportare un evento di Moto Aprilia annuale, ecco. La vita e il tempo non ci ha consentito, ecco, questo progetto insieme a lui, ma credo che sia dovere di tutti, ecco, comunque portare avanti anche il suo ricordo legato alla moto, all'Aprilia annuale. Ivano Beggio, per tutti l'uomo dei sogni. Ho detto, quando diventerò adulto io voglio fare moto. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità.
Bene, siamo tornati nuovamente in studio ed ora una nuova iniziativa di Antena 3, Salviamo le mura di Castelfranco, testimonianza e patrimonio non solo della città ma di tutta la Marca. Scopriamo perché nel prossimo servizio. Le mura di Castelfranco sono in pericolo, il tempo e la storia le stanno distruggendo e il comune, nonostante gli sforzi, non riesce a sostenere l'intera opera di restauro. E le mura sono un patrimonio di tutti i trevigiani perché Castelfranco è la città murata voluta da Treviso per presidiare il confine con il territorio padovano. Una storia lunga oltre 800 anni, che non è solo mattoni, torri e camminamenti, ma soprattutto le mille vicende delle famiglie che vennero a vivere qui dove non voleva venire nessuno. Per questo il Consiglio dei 300 decise che quel presidio trevigiano doveva essere franco, ovvero esente dalle tasse. E le mura che guardavano ad ovest, quelle padovane di Cittadella, definivano il Castello Franco, opera militare di difesa circondata dalle fosse riempite dalla deviazione idraulica del Musone dei Sassi. Torrente fiume che prima rendeva palude tutta la zona. Una testimonianza quindi della nostra storia, che ora ha bisogno di interventi immediati. È importantissimo restaurare le mura di Castelfranco perché sono praticamente l'identità del nostro territorio, della nostra provincia di fatto, perché i primi cittadini provenivano da Treviso, di conseguenza si estende a tutta quello che è la provincia. Poi perché si può sicuramente creare una sinergia dei giorni nostri per quanto riguarda l'economia e naturalmente il turismo per il territorio. Ecco perché Antena 3 ha deciso di adottare le mura di Castelfranco, sensibilizzando tutti, dei nostri parlamentari e singoli cittadini, perché tutti possiamo anche con poco salvare le mura castellane. E come si può intervenire? Sicuramente l'opportunità dell'Europa è aperta, ma attualmente non ci sono fondi. Noi abbiamo aperto invece attraverso la legge dello Stato l'Art Bonus, che mette nella condizione coloro che vogliono investire sul restauro di avere degli sgravi fiscali. Però non è escluso anche alla città, ai cittadini comuni, diciamo così, ai imprenditori e al semplice cittadino che voglia intervenire. Si parte da 2 euro per Castelfranco, in un calcolo che può rendere possibile un intervento di restauro milionario garantito dal comune. 2 euro perché dalla storia abbiamo identificato il numero di mattoni che è composto il castello di Castelfranco, sicché 3.750.000 sono le pietre che lo compongono, moltiplicato per 2 noi avremo raccolto la somma necessaria per il restauro. La morte dell'astrofisico Hawking nel 2006, la città di Padova gli aveva conferito la cittadinanza onoraria. Al Palasport dell'Arcella avevano seguito la sua lezione 5.000 giovani. Sentiamo. Era il maggio 2006 quando Stephen Hawking venne a Padova, una visita memorabile impressa nella memoria della città. Astrofisico straordinario, Stephen Hawking è morto a 76 anni questa mattina nella sua casa di Cambridge. Un grandissimo scienziato e un uomo straordinario, così lo ricordano i 3 figli. Colpito fin dalla giovinezza dalla SLA, Hawking, il piccolo grande uomo della teoria del tutto, era da molto tempo costretto sulla sedia a rotelle. Nonostante questo incantò Padova e soprattutto i giovani padovani. Giornate memorabili durante le quali ricevette dall'allora sindaco Flavio Zanonato la cittadinanza onoraria e le chiavi di Padova. Accolto con entusiasmo dal mondo accademico che lo ascoltò durante una lezione magistrale al Bo, furono 5.000 i giovani che lo seguirono ammirati al Palasport dell'Arcella, dove l'incontro venne spostato per la straordinaria partecipazione. Ed è proprio tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata a tutti. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Sarà una giornata grigia e piovosa sulle nostre regioni a causa del transito di una perturbazione di origine atlantica. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 15 marzo. Sul Veneto cielo molto nuvoloso o coperto fin dal mattino con piogge diffuse un po' ovunque, anche forti durante le ore pomeridiane. Diamo uno sguardo all'andamento delle temperature. Le minime saranno comprese tra i 4 e i 7 gradi, valori massimi invece oscillanti tra gli 8 e gli 11 gradi circa.
Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche su questa regione la giornata sarà all'insegna delle nubi e delle piogge più intense dal pomeriggio. Temperature minime comprese tra 6 e 8 gradi, valori massimi invece oscillanti tra i 10 e i 14 gradi. Nubi e piogge infine anche sul Trentino Alto Adige. Anche qui le precipitazioni potranno risultare moderati o forti, specie dal pomeriggio. Temperature minime tra 5 e 6 gradi, valori massimi tra i 9 e i 10 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.